cristianesimo cristiano, lui è il segno veramente del discepolo che lascia tutto per seguire il Maestro Gesù, per imparare da lui come vivere con gli altri, cercare di vivere con gli altri, i prossimi. Chiediamo a Dio per l'intercessione di Sant'Antonio la grazia di veramente vivere dei rapporti buoni tra di noi, in nome della nostra fede e in nome dell'umanità. Siamo chiamati a vivere l'umanità, riconciliare, vivere insieme. Chiediamo la grazia di vivere insieme in pace con tutti. E in modo particolare siamo chiamati oggi a vedere il creato, tutto il creato, in modo particolare gli animali, come segni della bellezza e del potere di Dio. Che il Signore ci dia la grazia anche di vivere in compagnia di questi animali, di tutto il creato, rendendo grazie a Dio. E pace in terra agli uomini, amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti invitiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Concedi anche a noi per tua intercessione di superare i nostri limiti. Per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, sostieni della loro missione il Papa, i vescovi e i sacerdoti. Fa che con pazienza e saggezza la Chiesa sappia continuare la missione da esempio di penitente e di fortezza cristiana, ardente di carità, continua a proteggerci dal maligno che tu hai saputo impiantare. Continua a guardarci con l'esempio della tua virtù e fedeltà all'amicizia con Dio Padre, con Gesù e Maria. Glorioso Sant'Antonio, esempio di docilità alla voce di Dio che ti chiamava alla vita perfetta per il regno dei cieli e ti ha costituito maestro di spiritualità e di preghiera, guidaci nel cammino della fede e nella preghiera. Insegna noi che ti onoriamo come protettore a seguire Gesù e a vivere il nostro battesimo aprendo il cuore alle necessità dei fratelli. Tu che con Maria, gli angeli e i santi, canti la lode perenne a Dio, ottienici il dono di offrire la nostra vita come Gesù per la salvezza dei fratelli e di vivere sempre da veri cristiani consapevoli di dover dare a tutti testimonianza della novità che Cristo risorto ha offerto al mondo. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ringraziamo tutti i presenti qui raccolti in occasione della festa del nostro Santo Patrono. Grazie di cuore.
Rivolgiamo un fraterno saluto alle confraternite che ci sono state sempre vicine. Nostra Signora Assunta di Nervi, Nostra Signora del Rosario di Nervi, Sant'Erasmo, Santa Chiara di Bogliasco e San Nicola di Sant'Ilario. Rivolgiamo inoltre un cordiale saluto alle autorità, al sindaco, alla dottoressa Negro e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Un ringraziamento grandissimo a Don Zoli, grazie, e al coro giubileo per la disponibilità. A tutti coloro, teniamo a ricordare a tutti coloro, perché non possiamo citare le singole persone che a diverso titolo in questi anni hanno sostenuto la confraternita per il mantenimento e potremmo dire anche la sopravvivenza dell'oratorio. Continuate così, anche un piccolo contributo ci aiuta in questo cammino non privo di difficoltà. Grazie di cuore, buona domenica a tutti i presenti e alle vostre famiglie. Alla fine delle celebrazioni fermatevi per un piccolo rinfresco tutti assieme. Grazie. Santo, Dio mirabile in tutte le sue opere sia con voi. Nel disegno di Dio creatore, anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvala di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, un grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali con gli uomini sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato rientrano nel piano dell'universale redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per intercessione di San Antonio Abate sopra queste creature e rendendo grazie al Creatore che le ha poste al nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venir mai meno alla nostra dignità umana e cristiana. O Dio, che tutto hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature,
Scendi la tua mano perché questi animali ti siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità e fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amarci sopra ogni cosa per Cristo nostro Signore. Amen. Quindi il ministero asperge, ora aspergiamo l'acqua sugli animali, chiedendo a Dio di fare di questi animali un aiuto per ognuno di noi, che sia il segno della bellezza di Dio. Facciamo così, non so. Qua, sai. Che il Signore sia con voi, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, in pace.